Radio Podcast. Tutti sono e pochi diventano. Anche la poesia. L'unico limite dell'uomo è la sua limitatezza. Buongiorno a tutti, benvenuti ai nuovi arrivati ovviamente, e oggi è domenica 9 gennaio e vi dico la verità, sono felicissima, ma per un duplice motivo. Il primo è che abbiamo con noi una grandissima ospite. Diamo il benvenuto calorosamente a Gelsomina Vecchiato. Buongiorno a voi, buongiorno a Radio Morgan, ringrazio Katia per questo invito e saluto tutti gli ascoltatori. Grazie Gelsomina di essere con noi. Adesso vorrei dire agli ascoltatori perché sono contento. Ho detto un motivo. Il secondo motivo l'ho fatto annunciare a questa canzone in sottofondo perché è una grande festa. Sì, accanto a poesia oggi c'è atmosfera di festeggiamenti, gioia, perché è un anno dedicato a poesia. Sì, è bellissimo, ringrazio tutti quanti, quelli che mi hanno ascoltato con fedeltà tutte le domeniche, il direttore di Radio Morgan, Luca Conti, che mi ha concesso questo spazio aperto a chiunque voglia festeggiare un avvenimento particolare. Un compleanno, un'altra ricorrenza. Ricordo che poche domeniche fa abbiamo ricordato il matrimonio di Jessica e Sebi. Oggi festeggiamo il compleanno di Katia Poesia. Vi anticipo che festeggeremo altre grandi occasioni che ho già calendarizzato, ma attento che voi mi diciate le vostre. Potete scrivermi al mio account di Facebook Katia Catalano, oppure nel mio gruppo Katia Poesia. Potete telefonarmi tramite Messenger. Avete anche la mia mail, ve la ripeto, Katia Poesia, tutto minuscolo, tutto staccato, @gmail.com. E adesso ritorniamo ovviamente al nostro grandissimo ospite, che vi ho detto è una grandissima artista, nasce come autodidatta, di una passione che provava fin da giovane età, entra a far parte del centro pironesi di Mogliano Veneto,
e sotto la guida di Giancarlo Zaramino, che è un grande professore, e lì inizia la formazione artistica. Studia pittura in accademia, iniziando un percorso di acquisizione didattico-critica. Durante questo percorso sperimenta vari linguaggi estetici e sviluppa anche una specificità tecnica e comunicativa molto particolare, ve lo garantisco, in virtù del suo forte impegno e dell'accentuata indole creativa. Brucia le tappe, tanto ben presto è in grado di esporre in qualificate mostre collettive, riscuotendo anche i primi notevoli consensi critici. Ai sorti dei giochi chiudo il microfono e passo la parola alla grande artista. Io ti ringrazio Katia, sei sempre molto gentile. Io così molto brevemente volevo dare qualche cenno al percorso fatto. Devo dire che è un percorso anche lungo perché io ho iniziato a lavorare nel 1990. Certamente provavo già da prima questa indole così artistica, solo che non, anche per i motivi della vita non sono riuscita a mettere in atto, anche se era sempre un po' nascosta. E poi ho cominciato e io considero una mia grande fortuna a 6 mesi da aver iniziato questa passione, essere entrata in un'associazione molto prestigiosa della mia zona, dove c'era un docente che insegnava alla Scuola d'Arte di Venezia, che ci seguiva uno ad uno nel proprio linguaggio e cercava di farci produrre il meglio di noi stessi. Devo dire che è stato un maestro insostituibile, il professor Giancarlo Zaramella, e io ho seguito tutti i suoi insegnamenti, a volte con momenti di smarrimento perché si va, si viene, non è facile lavorare, prepararsi e poi vada sempre ogni volta tutto bene, una volta si fa un passo avanti, un po' indietro, ma insomma senza accorgerci incamberiamo fino a quando arriva il momento in cui comincia ad uscire qualcosa di buono. Quindi e da lì poi si studia, si continua a studiare perché anche l'artista è un lavoro fatto anche di fatica, di interrogazione perspettiva, di lavoro, soprattutto tanto lavoro. Sì. Non è, secondo me, per quello che è stato per me, è stato un lavoro anche faticoso, di gioia alla fine, magari perché il risultato era quello che volevo, però magari per arrivarci certe volte è stata dura, insomma, ma in genere diciamo che ci si immerge in un altro mondo. Certo, è bene dire queste cose agli ascoltatori, ma anche in genere, perché magari quando una persona vede le opere di un artista, ingenuamente pensa che alle spalle non sia tutto questo lavoro che dicevi tu. E quindi bisogna pensare che dietro a quell'opera così immediata c'è un lavoro che si è sedimentato nel tempo e di cui è bene anche mettere in luce questi
io vi garantisco che le opere di Gelsomina sono davvero innovative. E rieccoci, adesso entriamo nel vivo del discorso perché abbiamo parlato così in generale dell'iter di Gelsomina, ma come vi ho annunciato, Gelsomina ha delle particolarità che deve spiegarci. Quindi lascerei a lei questo onorevole compito. Sì, grazie Katia. Allora, io ho spiegato brevemente l'iter lungo negli anni della mia formazione e ho fatto tante sperimentazioni, come forme, come dal visibile all'astratto, al film, alla fotografica, ho fatto tante cose. Poi a un certo momento ho avuto come momento di crisi perché l'olio, i pennelli non mi bastavano più e cercavo altro. È stato un momento anche sofferto anche con ottimi sogni, perché c'era qualcosa che volevo uscire e dovevo farlo uscire, ma insomma dovevo partorire questa cosa e ho iniziato a guardare i tessuti. Dai tessuti ho fatto quasi tutto con la vinilica, tessuti, poi non lo so esattamente per quale motivo, ho cominciato a guardare ai bottoni. Sì, avete capito bene, bottoni. E questi bottoni, sarà che ne sono venuto un possesso di un bel po' di chili. Ho cominciato a guardarli, a studiarli, le forme, i colori, le grandezze, le particolarità che avevano e me ne sono innamorata. Lo dico proprio sinceramente, mi sono innamorata di questi bottoni e mi sono chiesta ma perché non realizzare un'opera d'arte con i bottoni? Con i bottoni infatti ho cominciato con le tele, mettendo, sempre usandoli come colore, invece di usare il pennello ho usato i bottoni e i fumetti ho usato i bottoni come colore. Invece di comprare i fumetti ho comprato i bottoni. La stessa cosa, il ragionamento è lo stesso. E quindi da quello poi, siccome io sono una che non si accontenta mai, è proprio una cosa più forte di me, sono passata ai bottoni sugli arazzi, con scrittura, accompagnati anche da scrittura fatta tutto a mano, con aguzzino e tanta pazienza, e una parte dell'arazzo è in scrittura e una parte dell'arazzo è in bottoni, quasi fosse una traduzione della scrittura leggibile, lasciata all'immaginazione, una sorta di braille, da poter toccare, riconoscere. Questo è quello che faccio adesso. Insomma. Un messaggio codificato. Sì, una cosa del genere, ma non. Io sono convinta che non è finita ancora e non credo finirà mai, perché la ricerca è una cosa che io credo che può essere che una vita intera non basti a trovare il proprio punto d'arrivo, diciamo, anzi io credo che sia giusto continuare sempre in una ricerca nuova in questo campo, secondo me, come la sento io. No, hai ragione, devo dire che in generale gli artisti cercano sempre, non so, di completarsi, di arrivare, di andare oltre, ma questa è una peculiarità, ve lo dico, di ogni artista. Io la seguo in poesia, Gelsomina in
dove noi abbiamo avuto tantissimi altri artisti e vi garantisco che tutti hanno la stessa idea. Parleremo anche in questo nuovo anno insieme di coach, di formazione, perché come vedete la pittura, la poesia, cosa hanno in comune? Un'espressione dell'animo, un'espressione dell'interiorità e quindi è un colloquio intimo che si instaura con il lettore, l'osservatore e comunque è un mezzo che ci permette di formarci, di arrivare a migliorarci. E parleremo dopo una piccola pausa, come sempre, dei vari lavori di Gelsomina che appunto ho cominciato. Adesso andiamo a vedere nello specifico i singoli razzi, i nomi e tutto quello che ci vuole raccontare Gelsomina. Sì, a me fa piacere iniziare dai 3 arazzi dedicati a Serafina. Chi è Serafina? Serafina è la protagonista del libro di Giuseppe Berto, intitolato O Serafina, del quale è stato fatto anche un film con Renato Pozzetto e Dalila Di Lazzaro, il suo tempo, che avevo anche visto. Ed è un film, diciamo, che vive su un mondo tutto suo. E Serafina è stato un amore a prima vista con Serafina, perché è un personaggio strano, con degli aspetti poetici, degli aspetti mistici. Sta di fatto che ci sono conosciuti in manicomio, tanto per dire, i due protagonisti, però aveva questo aspetto che secondo me era un peccato non mettere in evidenza, perché lei, poesia per Serafina, era questo il suo aspetto poetico, perché si estraniava dal mondo, suonava il piffero, parlava poco, perché la parola per lei era come un mantra da usare molto centellinata proprio quando ce n'era bisogno, solo perché la parola è importante. E poi c'è Serafina la tibetana, perché non si sa per quale motivo, in che modo sia andata in contatto con la filosofia tibetana, sia stata lì un periodo, questo si racconta nel romanzo, e ha adottato anche per se stessa parte di questa filosofia per vivere. E poi Serafina Figlia dei Fiori, perché ha passato una gioventù un po' dall'epoca dei Figli di Fiori, un po' strampalata, diciamo così, non perché i Figli di Fiori siano strampalati, ma lei era strampalata, tanto che poi il padre, insomma, ha pensato di farla ricoverare, perché certi atteggiamenti onestamente non erano proprio consoni, fuori da lui. E così mi è piaciuto dedicarle questi 3 aspetti. Mi sono venuti anche abbastanza velocemente e facilmente, perché mi sembrava di immergermi nel suo mondo. Così l'ho descritta in questi aspetti, con i bottoni dall'altra parte, sempre per una tradizione di chi guarda, quasi fosse un altro alfabeto, da interpretare sempre individualmente, insomma. Perché mi piace alla fine toccarli, accarezzarli, quasi mi trasmettessero un linguaggio a sé. Faccio sempre questa cosa perché proprio mi dà una grande soddisfazione. Gelsomina, ti devo fare una domanda.
Dimmi. che guardando le tue foto degli alazzi mi sono incuriosita. Ma le frange che tu lasci in fondo agli alazzi hanno un significato? Hanno un significato di continuità. Hanno un significato di continuità di quello che è scritto sopra e sto pensando di allungarle anche, magari rendendole anche, dipende poi il tipo di aratro, magari più corpose. Io sto sempre lavorandoci sopra col pensiero, cosa poter cambiare, cosa fare, cosa migliorare, cosa poter può dare un'importanza diciamo maggiore. E mi piacerebbe farlo con proprio una linguetta anche di metri, in modo che la storia come continuasse, te la lascio immaginare, che guardi. Metti tu nella tua fantasia fa continuare la storia. Certo, Questo. ma diciamo agli ascoltatori che c'è un'altra particolarità degli alazzi, ma di questa ne parleremo tra qualche minuto. Ti lascio parlare, raccontaci qualcos'altro. Sì, c'è da sottolineare che questi arazzi poi diventano un'installazione nel loro insieme, perché di solito vanno appesi 3, 4, magari 5 insieme, dipende lo spazio, dove siamo, in che posto siamo a fare la mostra, e vanno appesi un filo sottile che non si vede, anche 3-4, in modo che si possa girare attorno, guardare anche il rovescio, rendersi conto davvero che sono fatti a mano, non sono cuciti, anche i bottoni sono cuciti ad uno, non è che sono incollati, è tutto un lavoro fatto a mano. E nel loro insieme assumono un'atmosfera loro, insomma. E a volte magari vanno messi un po' distaccati l'uno dall'altro, a volte più vicini, dipende sempre dal curatore della mostra, che è sempre il nostro presidente dell'Associazione Artistica Centro Artistico Milanese di Mogliano Veneto. Ho piacere di nominare perché veramente è un'associazione che sta dando, almeno anche a me, per quello che fa, insomma, delle grosse soddisfazioni per questo presidente che sta facendo molte mostre molto importanti. È sempre lui che cura l'installazione delle nostre mostre. Quindi mi piace proprio il fatto dell'installazione, perché io sono sempre stata innamorata delle installazioni e mi chiedevo se mai sarei riuscita a fare magari un accenno, qualcosa che assomiglia all'installazione. E quindi a maggior ragione sono stati tanti anni di lavoro, però sono soddisfatta in questo momento proprio perché vedo questo, insomma, una cosa di fuori del quadro appeso, senza denigrare il quadro appeso, perché i quadri sono belli, sono fatti bene, se sono fatti bene sono dei capolavori, sono meravigliosi da guardare a bocca aperta. Però io cerco altro dal quadro appeso e insomma nel mio piccolo diciamo che qualcosa ti riesco a fare, ecco, ovviamente riesco a fare. Senti, allora lasciamo un attimo gli ascoltatori con questa canzone che non è un'autoregia, però anche qui un lascia c'è sempre, ma lì si lascia una luce
e noi ritorniamo tra qualche minuto. Abbiamo lasciato la luce accesa anche noi come Belinda Cassidy che avete ascoltato, perché Gelsomina deve raccontarci ancora di un lavoro che ho visto in foto, quel ragazzo con un filato particolare perché tende un pochino al blu, l'azzurro, dei filati chiari molto delicati. Gelsomina, ci vuoi dire qualcosa di quello? Sì, io vorrei salutare tutti con questa breve descrizione di questo aratto perché lo trovo anche molto poetico. Si intitola Leggenda ed è tratto dal libro Uccelli di Rovo, la serie che abbiamo visto tutti in televisione, insomma negli anni dietro che c'era in televisione a puntate, bellissima, e dice questo. La leggenda narra di un uccello che canta una sola volta nella vita più soavemente di ogni altra creatura al mondo. Da quando lascia il nido cerca e cerca un grande rovo e non riposa finché non lo abbia trovato. Poi, cantando tra i rami crudeli, si precipita sulla spina più lunga e più affilata e mentre muore con la spina nel petto vince il tormento superando nel canto dall'odola di Fusignolo. Una melodia suprema il cui spotto è la vita, ma il mondo intero tace per ascoltare e Dio in paradiso sorride. Al meglio ti previene soltanto un grande dolore, o così dice la leggenda. Io trovo questo un messaggio molto poetico, molto profondo, e con questo io vorrei salutare tutti, ringraziare tutti gli ascoltatori, in particolare Katia Catalano e Radio Morgan che mi ha fatto questo onore di questa domenica. Gelsomina, ti ringrazio davvero della tua disponibilità. Lasciamo gentilmente il tuo sito ai nostri ascoltatori in modo che se hanno voglia possano vedere le tue opere o possano contattarti. Il tuo sito come? Non me lo ricordo. Allora, il sito è www.gelsominavecchiato.com, molto semplice. Poi ovviamente c'è la pagina Facebook Gelsomina Vecchiato. Diciamo che il sito è molto più specifico con tutto il percorso fatto, ecco, se uno vuole sapere dall'inizio alla fine si trova tutta la storia. Pagina Facebook è quella un profilo normale, ancora non ho fatto una pagina a sé per conto suo che mi riprometto sempre di fare appena avrò un tempo rilassato per poterlo fare. Comunque ci sono molte opere anche lì e per il pubblico anche lì, insomma. Ecco, questi sono i miei riferimenti. Poi c'è il riferimento Instagram, sempre Gelsomina Vecchiato, Twitter, che non uso tantissimo, ma insomma diciamo che nei social più o meno ci sono un po' quelli principali che trovate. Bene, allora Gelsomina ti ringrazio ancora. Io sono io che ringrazio te dell'invito e Radio Borga neanche a dirlo perché mi ha ospitato. Grazie davvero e saluto i nostri ascoltatori, ricordo che Santa Poesia sarà anche ovviamente domenica prossima alle 11. Mi raccomando, non perdetevi un'altra puntata interessantissima. Vi auguro una buona continuazione con l'ottima musica di Radio Morgan. Mi associo a Katia. Grazie. Grazie, salutare Gelsomina. sì, perdonami.
No, no, Ti sto dimmi. parlando sopra. No, io volevo salutare naturalmente, ringraziare tutti gli ascoltatori che hanno avuto la bontà di seguire anche questa tua ennesima bellissimo incontro tra poesia, arte e musica, e ringraziare un po' tutti ed augurare buona domenica a tutti quanti. Grazie, anche io mi associo con Gelsomino e vi auguro una buona domenica. Buona continuazione ancora e mi raccomando, iscrivetevi al mio gruppo di Katia Poesia su Facebook, così rimarrete aggiornati su tutti gli appuntamenti. Baci